ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Grave incidente stradale lungo la Catania-Ragusa nel territorio di Lentini. 4 le auto coinvolte, a causare lo scontro una manovra azzardata. Il bilancio è di 10 feriti, tra cui una bimba di pochi mesi. Secondo le prime informazioni diffuse, nessuno è in pericolo di vita. Sul posto carabinieri e polizia municipale. E purtroppo adesso vi parliamo dell'ennesimo caso di maltrattamenti in famiglia. Siamo a Carlentini, in provincia di Siracusa. I carabinieri hanno messo agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico un pregiudicato del luogo, già sottoposto al divieto di avvicinamento nei confronti dei familiari e conviventi, perché ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate e sequestro di persona. Nonostante i divieti, aveva continuato però ad avvicinarsi ai componenti della famiglia con atteggiamenti pericolosi e violenti. Con le nuove elezioni regionali, gli uffici di gabinetto degli assessori regionali uscenti sono cessati. Per assicurare la continuità dell'azione amministrativa, il neopresidente Schifani ha ritenuto di conferire ai capi gabinetto degli assessori uscenti un incarico a tempo determinato fino all'insediamento dei nuovi assessori. È assolutamente fuori ogni norma, dichiara il leader di Sicilia Vera Sud Chiama Nord, Cateno De Luca. Da oggi le escursioni sullo Stromboli tornano alla normalità, si potrà quindi scalare il vulcano sul versante dell'abitato di Stromboli sino a quota 400 metri con l'ausilio delle guide vulcanologiche, sino a quota 290 saranno possibili le escursioni libere. Sul versante di Ginostra, sentiero di Punta dei Corvi, escursioni libere sino a quota 130. Oltre questo limite è fino a 400 metri con le guide vulcanologiche. Lo ha deciso il sindaco di Lipari, Riccardo Gullo. Con questa notizia chiudiamo questa edizione del nostro TG. Grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.